rescugni Casa balla tutto qui Nuova dama Casa Pasqua del Carino da fava severi Sale va se Non gusta Io mi scrivo da qui Come tanda virani Dalla scina città sti Ine quando stavi Casa non rescugni Ori l'orge non capisco perché cercando Solo steva pisa e chiudo freschi C'è rimasta solo già. Benvenuti amici nel mondo della Scoop Travel, la tua agenzia di viaggi nel cuore del Vomero con due sedi, in via Bernini numero 90 e via Tino da Camaino numero 16. Siamo ancora qui per un'altra bella puntata allegra, all'insegna dell'allegria, della vacanza, del mare, della tradizione soprattutto. E allora siamo qui per parlarvi della terza crociera della musica napoletana. Siamo arrivati alla terza crociera, quindi una tappa importante, un traguardo importante anche per quest'anno. La crociera si svolgerà dal 10 al 17 ottobre 2010 e toccherà dei porti importanti come Bari, Olimpia, Izmir, Istanbul, Dubrovnik, Venezia e sarà una crociera, vi assicuro, all'insegna del divertimento, della cultura e soprattutto dei grandi ospiti napoletani. Ne parliamo in studio quest'oggi con l'ideatore della crociera della musica napoletana, Francesco Spinosa. Ciao Francesco, ben ritrovato, e con due artiste del nostro panorama partenopeo davvero straordinari, la giovanissima, bravissima e bella Francesca Marini. Grazie, che partirà per la prima volta quest'anno, sarà la sua prima crociera. Emozionata? Sì, è un'esperienza nuova perché non sono mai stata su una nave da crociera, neanche in vacanza, dico la verità, quindi mi farà piacere fare questa esperienza nuova e soprattutto mi fa piacere perché è un'iniziativa volta a promuovere la canzone classica napoletana che io porto avanti da qualche anno. Quindi e poi amici a casa, adesso ne parliamo Francesca, telefonando al numero in sovraimpressione o andando sul sito www.crocieradelamusicanapoletana.it per prenotare la vostra cabina anche per questa crociera 2010. Ci sarà con voi, per me una grande artista, lei è un'amica ma poi soprattutto una persona che mette allegria solo a vederla, quindi saranno 7 giorni per voi straordinari. Sto parlando di Lucia Cassini. Buongiorno, Lucia, buonanotte, buon pomeriggio. Eccola qua. Non si sa a che ora va, quindi io dico sempre buonanotte, buongiorno e buon pomeriggio. Guarda, io verrei in crociera con voi solo per vedere. Ma tu dovresti venire, lo so. che tu lo sai che con me io rivoluzionerò la nave. La nave. Francesco è pericolosa, io te lo voglio dire. Ma lui lo sa. Io credo che l'abbia capito da alcune cose. No, io amo la vita, ragazzi. È pazza Lucia. Non è che sono pazza, io amo la vita e la vita va vissuta ogni giorno, ogni momento, ogni frammento. Per cui ma tu lo sai che starai su una, ecco la stiamo vedendo alle tue spalle, su una delle crociere più belle della MSC, oltretutto inaugurata proprio il 6 marzo, vero? Un'inaugurazione bellissima in assoluto, ed è l'MSC Magnifica, mai nome più indovinato, è Magnifica. Il nome ci serve proprio bene a tutti quanti noi. Francesco, quest'anno ti vedo ma a me fa molto piacere perché, ripeto, nell'altra puntata abbiamo parlato un po' dei vari segmenti della canzone napoletana. Bravo. Loro, ecco, sono due rappresentanti di due segmenti particolari, il classico napoletano, l'allegro macchiettistico napoletano. No? Sì, io amerei definirmi attrice, commedia dell'arte, teatro e canzoni. Io canto, questo fatto che canto da quando ero piccola, ho cominciato a 2 anni, tu lo sai. E quanti anni 40 hai fatto? anni di carriera, già 42. Mamma mia, 42 anni. Cioè sono gli artisti che abbiamo quest'anno, sono come l'altra parte anche gli artisti che abbiamo avuto nelle altre edizioni, sono tutte un'espressione bella, pulita della nostra napoletanità, perché quando il napoletano viene presentato all'estero viene sempre guardato un po' con diffidenza, no? Quando poi ci si incontra con i napoletani, cioè con un'allegria che è rappresentata da Lucia, con la classicità, la bellezza della voce di Francesca Marini, con la potenza vocale di Antonello Rondi, o con la bravura degli altri artisti che abbiamo avuto, Mario Maglione, Monica Sarnelli. Antonello Rondi non lo vedo, è già pure andato in crociera. Cioè sono proprio i rappresentanti più
sulla nave. adatti a rappresentare la nostra città. Perché... Ricordiamo anche tutte le altre persone, artisti che saranno a bordo. Sì, allora poi diciamo che la crociera si articola in varie fasi. Abbiamo le fasi pomeridiane, ovviamente gli ospiti della nave che prenoteranno la crociera trascorreranno la loro crociera normalmente. In più, in questa data particolare, dal 10 al 17 ottobre, la inonderemo di napoletanità, quindi praticamente ci saranno le relazioni pomeridiane tenute da esperti storici e etnomusicologi della canzone napoletana, accompagnati poi da un macchiettista che si chiama Franco Manuele, molto simpatico, lui si definisce il bambino anziano, e poi ci saranno degli innesti con delle maschere tipiche napoletane. Quest'anno abbiamo Rino Napolitano e Luisa Canfora, e poi le serate con gli artisti. Quest'anno abbiamo Antonello Rondi, Lucia Cassini e Francesca Marini. Quindi rappresenteremo Napoli al media. Voi avete un compito difficilissimo ragazzi, perché praticamente miei. voi sarete le ambasciatrici della canzone napoletana, perché faremo quest'anno gli scambi culturali a Venezia, quindi ci verranno ad accogliere tutte le autorità di Venezia, a Istanbul, e là ci sono i turchi. Istanbul è bellissimo, già sono andata. Ah, sì? Beh, E poi... io ho un successo là che i turchi che non è che appena mi viene a me fare mamma li turchi. Non ti dimenticare che abbiamo anche un pianista. Bravo. Vabbè, il maestro Bruno Vitale, che è il nostro direttore musicale, che vi accompagnerà e vi guiderà a tutti gli artisti, sarà guidato, Di vero che io saranno sono stata a capeggiati Istanbul. dal maestro Bruno Vitale. Mi volevano vendere, Vieto De Vico mi voleva vendere per Quanti 3 cammelli. cammelli, No, se non mi date a me 150 cammelli. Tu poi te li portavi a Napoli questi cammelli. Ma figurati. Ma anche i cavalli, una volta un ammiratore mi regalò un cavallo, l'ho dovuto regalare, dove mettere questo cavallo? Pur avendo una casa grande, una villa, ma che come fa? Guardate che mantenere un Non la cavallo fa solo cos'è? cantare a lei in No, ma io faccio lo fare il spettacolo, cabaret, io farò uno spettacolo intero, ho preparato uno spettacolo tra il cabaret, il varietà, il musical, e quindi faccio una cosa un po'. Io sono l'addetto ai cambi di Lucia. Lei Sì, quando lui si sta cambia... dietro a me che Lei è uno spettacolo molto bello, un po' come quello di quest'anno dei tuoi 40 anni. Penso di fare anche Totò, mi porterò le maschere, l'omaggio a Giannino Tara. Devi insomma. fare tutto, Lucia. Lo faccio Devi- anche perché poi la gente là, guarda, la gente come sente cantare in Certo. napoletano e parlare in napoletano, si diverte. Io mi sto anche facendo un po' di inglese di traduzione, che così, capito? In turco? Spiego, per esempio, scasse sci, tu compri sciù, del tuo scesce, io me ne frega, bre. Francese, inglese, turco, arabo, con mossa giapponese. Lucia è fantastico. Un motivo in più, amici, per telefonare immediatamente, prenotare la vostra cabina, ce ne sono ancora pochissime, quindi telefonate al numero in sovraimpressione o andate direttamente sul sito www.crocieradellumusica-napoletana.it e stesso da lì potete prenotare la vostra cabina. Franceschina, per te la tua prima esperienza, ma sei già stata all'estero nelle tue tournée? Sì, io ho la fortuna e l'onore di portare avanti la canzone classica napoletana già da qualche tempo, quindi ho cantato quasi in tutta Europa. E per me sembra una grande emozione, perché vedere a volte proprio gli indigeni del posto, non i napoletani o gli italiani che sono all'estero, ho avuto la fortuna di cantare per i tedeschi, per gli inglesi, e vedere quanto amore hanno per la nostra cultura, per la nostra canzone mi emoziona tantissimo, e mi dispiace un pochino vedere che poi nella nostra stessa città non venga apprezzata allo stesso modo, non da tutti almeno, perché ci sono persone che la amano a Napoli, la canzone classica napoletana, ma sarebbe bello fare ecco, come fa Francesco, no? Promuovere delle situazioni per attirare anche i giovani, perché magari i giovani si stanno un po' allontanando dalla canzone classica napoletana, e questo è un errore grandissimo, perché la canzone napoletana ci ha dato lustro in tutto il mondo e ancora oggi è riconosciuta come la canzone italiana nel mondo. Quindi è un peccato che proprio noi napoletani non la apprezziamo così tanto. Secondo te, nella tua esperienza, qual è la canzone che suscita maggiore emozione, che a te emozione, che senti cantare magari anche le persone all'estero? Guarda, vabbè, al di là do Sole Mi, che Sole Mi ormai è quasi l'inno italiano, si può dire, perché la conoscono tutti, è Funiculi Funiculà. Funiculà. Pensa che in Polonia i polacchi cantavano con me e cantavano Cuniculi Cuniculà, però la canzone la conoscevano, Andavano a tempo, insomma. la sapevano, dicevano Cuniculi Cuniculà, però insomma il senso era quello. Beh, le canzoni napoletane, le classiche, sono tutte belle, hanno tutte una storia, perché prima non si scriveva tanto per scrivere o per fare il successo di una stagione e via, prima si scriveva per esprimere dei sentimenti, e così anche i musicisti componevano musica per esprimere i loro sentimenti. Quindi è difficile dire quale sia la più bella,
Io adoro Napolitanata, che per Bella. me di Giacomo ed è bellissima. Ma quella che ci farai ascoltare? No, adesso facciamo un'altra di Adesso Giacomo, diamo una pillolina, che- Francesca, ti facciamo esibire. Francesca, hai detto una cosa fondamentale, ogni